Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di un nuovo gameplay di Far Cry 3. Quest'oggi continueremo la nostra campagna single player e a quanto pare oggi abbiamo un nuovissimo obiettivo, ovvero quello di uscire dalla nostra cara e amata grotta che abbiamo affrontato nel video precedente. Vedremo un po' quest'oggi quale sarà il nuovo obiettivo del nostro nuovo capitolo, ovvero del nostro nuovo episodio. Allora, vediamo un po', usciamo al di fuori, vediamo cosa dobbiamo fare soprattutto. Bene, allora... Willis, sei tu? Ah, beh, una Jason, chiamata. ho trovato il tuo amico Kit Ramsey. L'ha comprato un killer che lavora per Hoyt. Di solito è al bar nella baraccopoli. Come si chiama? Buck. Buck, eh? Nuovo bersaglio. Si chiama Buck ed è venuto per Ok, abbiamo completato anche il nostro nuovo obiettivo e ci troviamo davanti un bel deltaplano magari per intraprendere la nostra nuova strada. Vediamo un po' se il nostro punto di destinazione è stato segnato, diamo un'occhiata. Ecco, ci troviamo alla baracca del dottor Hernard, come potete ben vedere. Vediamo un po'. Dobbiamo andare probabilmente a parlare con il nostro caro amico Buck. Vediamo dove ritroviamo il punto di azione. Allora, ecco qua. Perfetto, probabilmente a Bad Town. Non affronto tutto il tragitto ragazzi perché perderemo davvero notevole tempo e abbiamo la possibilità di arrivare immediatamente con il trasporto automatico, quindi effettuiamo questa sorta di agevolazione. In questi ultimi giorni non sono riuscito a caricare gameplay proprio per difficoltà tecniche, ovvero ci sono stati dei problemi di connessione in quest'area e quindi non sono riuscito a caricarne, però a quanto pare adesso è tutto risolto, quindi speriamo che continui così. Bene, allora, dopo questa piccola parentesi vediamo un po' dov'è il nostro amico Buck. A quanto pare sarà al bar a quest'ora della notte, poi si starà scolando tutta la birreria intera. Vediamo un po', attenzione. Ho sempre la fobia dei coccodrilli qui intorno, appena passano i ruscelli, qualcosa del genere, ma a quanto pare qua avranno disinfestato tutto. Bene, allora, vediamo dov'è questo Buck. Ah, questa era la capanna che ci è apparsa in sogno, quindi deve essere qui il nostro amico. Ok, ecco, infatti come avevo immaginato qua già si capisce che è un luogo abbastanza vispo. Allora, vediamo cosa c'è qui interno. Qua c'è uno stecchito a terra, si sarà scolato tutto il Jack Daniels che c'è qui intorno. Ecco Buck ragazzi, vediamo un po'. Buck, amico Sei mio. Buck? Beh, non è il mio compleanno, ma tu sei il mio regalo. Sto cercando il mio amico, Kit. No, nada, non mi dice niente. L'hai comprato da Hoyt. Ah, lui. Ha detto che si chiama... Tu sei fuori. Va bene, allora, veniamo al sodo. Tu devi essere Jason Brody. Senti, voglio solo Kit. Jason, non siamo mica dei selvaggi. Siamo uomini d'affari, capitalisti responsabili. Io ho qualcosa che tu vuoi, giusto? È un prodotto e tu hai qualcosa per me. E che cazzo sarebbe? Oh, che caratterino, Jess. Stai attento. Se mi uccidi non lo avrai mai indietro. Trovami questo. Se ci riesci, siamo belli e pari. E Kit viene via con te. Portami ciò che è andato perduto. Giusto. È il pugnale Oh. del sogno. Ho già visto questo pugnale. Pugnale? Dici un pugnale? Questo non è un pugnale, è arte. C'è più storia in questo che nelle vostre chiappe messe assieme. Questo è il mio prezzo, capito? Dove lo trovo? Un cercatore di tesori sapeva dov'era. Ma Buzz si è preso la sua barca, la sua ricerca su un tesoro cinese e la sua truppa. Sai cosa ha trovato? Il pugnale. No, non il pugnale, ma la sua posizione. Mhm. Vuoi riavere Kit? Sali in barca e scopri dov'è l'artefatto prima che se lo fotta qualcuno. E ora via, fuori dai coglioni. Vi ricordate ragazzi il pugnale che abbiamo visto nel sogno appunto nel tempio dopo che ci hanno dato quella specie di sostanza? Vediamo adesso di entrare nella nostalgia, a quanto pare deve essere una sorta di imbarcazione dove deve esserci questo pugnale. Allora, vediamo intanto la nostra mappa geografica dove ci ritroviamo. Ah, è a largo della costa, perfetto. Questo mi ricorda un po' Caccia agli squali, vediamo se dobbiamo essere divorati. Eccoli qua. Allora, innanzitutto diamo un'occhiata al nostro equipaggiamento prima di entrare in battaglia. Vediamo un po' perché probabilmente ci saranno scontri a fuoco. Diamo un'occhiata innanzitutto allo zaino.
buono. Ok, abbiamo innumerevoli oggetti di cui dobbiamo disfarci, adesso andremo al mercatino e li venderemo. Diamo un'occhiata alla preparazione per vedere se possiamo preparare notevoli siringhe, quindi medikit, perfetto. Abbiamo, vediamo un po', 0 foglie verdi, dannazioni, però abbiamo ben 2 siringhe, quindi possono essere abbastanza utili. Diamo un'occhiata se esistono altre siringhe, per esempio la siringa del combattimento che migliora le prestazioni, e abbiamo bisogno di una foglia di cremisi, ne abbiamo ben 12, quindi la nostra, aspettate, vediamo un po', perfetto, vediamo un po' le siringhe del combattimento, le mettiamo appunto qui nel numero 8. Molto bene. La nostra, come possiamo dire, il nostro kit delle siringhe è abbastanza piccolo, ragazzi, come potete ben vedere, ma più avanti lo amplieremo magari con una bella cotenna di maiale. Però adesso vedremo un po' di andare a cacciare un po' di nemici. Allora, innanzitutto diamo un'occhiata all'interno del mercatino locale per vedere se possiamo acquistare qualche arma o magari disfarci di qualcosa che non è più utile. Vediamo un po' se qui troviamo un bel mercatino. Maledizione, questa città sembra così spoglia che appunto non c'è nulla. Vediamo da questa parte. Ah, ecco qua un negozio, nella mappa viene appunto indicato, le gallinelle, qui ci sono. Signore, è aperto a quest'ora della sera, posso entrare? Oh, ero un contrabbandiere, capitano di navi. Sono qua in trappola. Questa qua è fuori, ragazzi, ci sono i pazzi in ogni paese. Allora, signora, perfetto. No, non voglio farle niente di male, non mi guardi così, voglio solo fare il mio lavoro. Allora, vediamo un po', munizioni. Innanzitutto ricarichiamo le nostre munizioni dell'inventario, ovvero abbiamo la nostra prima arma che a quanto pare, vediamo un po', è l'arco e ovviamente il mitraglione, perfetto. E vediamo un po' di ricaricare il tutto, sia frecce che munizioni. Ricarichiamo, accetta, ricarica inventario, molto bene, munizioni mitragliatrice, frecce, granata, molotov, C4, mine, proprio di tutto. E abbiamo addirittura uno sconto, forse perché siamo appena usciti dai saldi natalizi. Ok, ragazzi, siamo completamente pieni di armamento. Diamo un'occhiata però alle granate per vedere come possono essere lanciate. Allora, ecco un bel potpourri culturale. Le granate che trovi a Rogue Island vengono quasi tutte da un surplus militare abbandonato dagli inglesi dopo la guerra delle Falkland. Perfetto. Poi le hanno rubate le forze argentine per venderle ai pirati sudamericani dopo la vittoria inglese. Qualche cenno storico anche per curiosità. I pirati si sono trasferiti a Rogue Island dove gli uomini di Vass li hanno uccisi dopo un affare andato a male. Tanti saluti alle sue leggi di immigrazione. Perfetto, anche un po' di ironia ci sta. E addirittura le molotov, vediamo un po' come vanno lanciate. Perfetto, sappiamo tutti che cos'è una molotov. Vediamo un po', calcola quanto beve la gente da queste parti e poi chiediti perché le molotov sono così comuni. Ovviamente abbiamo avuto la nostra prova nel bar, ragazzi. Allora, siamo pieni di armi. Il C4, diamo un'occhiata ormai anche al C4 per vedere un po' come è formato. Se vuoi far esplodere qualcosa o rifarti le tette, il caro vecchio C4 è quello che ti serve. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Le mine già le abbiamo viste nel video precedente, ragazzi, che possono essere utilizzate come una sorta di claymore, quindi non c'è bisogno di esplicitarle. Però vediamo un po' quello che possiamo fare. Allora, a questa distanza di circa 500 metri, vediamo se possiamo arrivare direttamente a qualche luogo oppure beccarci un bel mezzo di trasporto. Allora, io dico che l'idea immediata è quella di raggiungere questa bella barchetta, spero una bella moto d'acqua che ci sia qui intorno. Vediamo un po' se è vero, facciamoci questo tratto a nuoto per adesso. Ok, raggiungere magari la costa opposta per ottenere un pochino di vantaggio, visto che dall'altra parte a quanto pare ci sono dei veicoli. Vediamo di andare avanti. Bene, guardate che figa la flora locale qui intorno. Ecco, nuovamente con l'arco, 10 frecce perché non ho avuto possibilità di ampliare la faretra, ragazzi, quindi vedrò di farlo più avanti. Ah, qua c'è un bel furgoncino, una vecchia Jeep degli anni 50. Infiltrati nella nostalgia, è proprio quello che farò. Ok, vediamo un po', andiamo. Perfetto. Attenzione, porti rifornimenti medici su questo veicolo al Bengala prima che scada il tempo. Ah, ho capito, è una sorta di missione secondaria, quindi questa sorta di croce blu indica le missioni secondarie. Perfetto, vediamo un po' di avanzare, di trovare immediatamente un mezzo di trasporto. Mi sono fatto qualche passo a piedi, ragazzi, anche mi sono rotto una gamba buttandomi da un precipizio, ma a quanto pare qui c'è una bella macchinina. Perfetto, potrebbe essere il nostro mezzo di trasporto per arrivare alla nostra nostalgia. Attenzione a non beccarci il tetano, perché qua dentro davvero il sudiciume lo possiamo raccogliere con la paletta, quindi stiamo attenti. Allora, vediamo un po' cosa c'è qui intorno. Attenzione a non prendere la mano Formula 1 per evitare di finire dall'altro lato della scarpata. Attenzione, oh, non vedo nulla, un accidente, dannazione. Ah, oh, no, 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 no. Oh, no, 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 dannazione. No, 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 no. Oddio, ragazzi, potevamo morire. Oddio, dove siamo finiti. Mamma mia, vediamo un po' di scendere da queste. Ai, ai, ai. Dannazione.
Via di qui, vediamo quello che riusciamo a fare. Proprio mi stava ammazzando. Scendiamo. Ok, finalmente alla spiaggia. Abbiamo 500 metri di camminata libera per arrivare immediatamente alla nostra nostalgia. Vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Bene, qui c'è una bella barca. Magari possiamo utilizzarla per arrivare immediatamente al nostro luogo. Più che una barca è una specie di moto d'acqua. Prendiamola però, amico mio. Perfetto, il motore è già in acqua. Partiamo. Vedete un po' nell'acqua, ragazzi, che sono fighe tutte queste, come possiamo dire, tutte queste piante. Le piante azzurre soprattutto sono note in questa zona. Attenzione, qua ci sono delle barchette di pescatori. Attenzione, sono pescatori o pirati? Mi sembra che sarà un po' complicato arrivarci, ragazzi. Magari dobbiamo prendere un po' le armi. Attenzione, quella è la nostalgia, ragazzi. Vedete quella bella barca? Dannaci, ci hanno visto, no? Siamo dei semplici. Oh, è pieno, via di qui, via. Ci sparano, dannazione, via. Mamma mia, addirittura impenniamo con la nostra motovedetta. Una bella siringa. Andiamo. Ci seguono. Oddio. Andiamocene via. Via. Curiamoci. Dannazione. Leviamoci tutte ste siringhe. Oh, maledizione. Presto. Bene, eccoci ragazzi arrivati al largo. A quanto pare siamo riusciti a seminare le guardie che avevamo appunto di dietro. Però appunto abbiamo speso ben 2 siringhe. Vediamo un po' di avanzare verso la nostra nostalgia. Lasciamo qui la nostra motoretta d'acqua e vediamo di avanzare con un pochino di calma. Dobbiamo arrivare nettamente al ponte superiore, quindi vediamo di arrivarci in maniera furtiva, avanzando quindi in questa acqua molto profonda. Come potete ben vedere, vediamo di andare immediatamente al fondo per evitare di essere notati da innumerevoli cecchini che ci sono sulla nave. Vediamo un po', ne avevo visto qualcuno. Vediamo, eccoli là, ce ne sono diversi. Vedete un po' con il fucile da cecchino come cerca di ispezionare l'acqua. Attenzione, andiamo, perfetto. Possiamo utilizzare questa scala vicino alla prua per ottenere quindi una sorta di appoggio per salire. Benissimo, proviamo, dannazione, eccola qui, forza, avanti, dannazione. Perfetto, attenzione che qua possiamo essere notati. Olè. Dobbiamo utilizzare i mezzi che abbiamo, ovvero il nostro arco, un mezzo molto furtivo, visto che abbiamo terminato le nostre siringhe. Vediamo da questa parte, attenzione. 2 belle guardie, attenzione che si stanno avvicinando verso la nostra posizione, dannazione. A quanto pare il nostro obiettivo principale è a 33 metri. Là abbiamo una bella guardia, io direi di utilizzare le scale immediatamente per salire. Magari vediamo di eliminarla, sta bevendo qualcosa il nostro amico. Perfetto, immediatamente alla testa. Saliamo. Ok, questa potrebbe essere un'ottima strategia. Attenzione che ci sono numerevoli guardie anche dall'altro lato, quindi stiamo molto attenti. Addirittura era armato di Draunagov il nostro amico, quindi un bel fucile di precisione. Attenzione, ci sono diverse guardie qui intorno. Eccone una. Maledizione. Vediamo da questa parte. Ce n'è una sola, vediamo di eliminarla magari con un bel colpo netto alla testa. Attenzione che dall'altra scala potrebbe salire qualcuno. Vediamo. 2 soldati ci sono, dannazione. Vediamo di eliminarli, ragazzi, con un ottimo colpo coltello a freccia. Attenzione. Vediamo un po'. Ecco il primo. Fuoco. Vieni qua, bello, non hai visto niente. Portiamolo via. Ottimo, eliminati tutti e 2. Vediamo un po' di saccheggiare i corpi. Vediamo che cosa hanno all'interno. Dobbiamo salire ancora verso la cabina superiore, ma non... Attenzione. Che dice, amico mio? Ormai basta, è finita, tranquillo. Non credo che possiamo salire da questa parte, almeno non vedo alcuna scala, alcun appiglio per salire. Vediamo un po' di scendere da questa parte, ho visto un'altra scaletta. Vediamo cosa succede, attenzione, ci sono numerevoli guardie ancora qui intorno, ce ne sono 2, dobbiamo effettuare un colpo rapido e preciso. 2 al prezzo di 2, vediamo un po' se riusciamo a farlo. Ecco il primo. Perfetto! Ottimo! Non si sono accorti di nulla, vediamo di scendere con calma. Soprattutto molta calma e attenzione che non abbiamo molte siringhe. Vediamo dove siamo. Questa che è una statua dell'isola di Pasqua. Attenzione che sta arrivando qualcuno. Vediamo da questa parte. Si sono allarmati. Dannazione, stanno arrivando, ragazzi. Vediamo di scendere e salire dall'altra parte, visto che adesso sono tutti incentrati su questa zona. Vediamo di procedere se questa strategia funziona. Vediamo soprattutto se dall'altra parte esiste qualche appiglio per salire. Ancora non l'ho provato. Comunque potrebbe essere una buona idea se siamo fortunati a riuscire. Attenzione, vediamo un po' di qui. Attenzione agli squali, perché qua sotto a questa profondità probabilmente ce ne sarà qualcuno. Siamo proprio nella zona squalo. Attenzione, vediamo se c'è qualcosa, se siamo fortunati. Andiamo che c'è una bella scaletta. Mi sa di no, dobbiamo procedere certamente da quella parte, maledizione. Però abbiamo terminato l'allerta. Abbiamo fatto un bel giro della... Addio! Lo sapevo! Via, maledetto! Via! Saliamo! Via! La scala! Curiamoci! La mano!
Presto! Via di qui! Via! Dov'è la scala? Calma, calma! Oddio! Via, 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 via! Oddio! Mamma mia, lo sapevo che c'era qualche cosa! E abbiamo... Meno male che abbiamo sempre questa... Ah, Dio! C'è qualcuno! Sarà al piano superiore. Eccolo là sotto. Maledetto, vediamo di eliminarlo questo dannato. Crepa! Perfetto, eliminato anche questo. Stavano per mangiarci. Oddio. Attenzione. Un cadavere, eh? Vediamo di nasconderci. Vediamo se il cadavere attira qualcuno. Mi dispiace ragazzi, ma in assenza di siringhe devo avanzare proprio con queste condizioni di furtività. Eccone un altro. Perfetto, rapidi e precisi, come un vero e proprio incubo. Attenzione, proprio siamo l'incubo di questi maledetti. Non riescono proprio a vederci. Attenzione, vediamo da questa parte. Perfetto, pulito. Vediamo da quest'altra. Cerchiamo di eliminare tutti i soldati nei ponti. Ottimo, a quanto pare abbiamo strada libera. Ecco che ci sono numerevoli soldati dall'altra parte, ma non sono ancora in portata. Perfetto, procediamo dritto. Oh! Perfetto, eliminati. Ottimo, 2 colpi nettamente alla testa. Se ne sta avvicinando però qualcun altro. Oh, questo è il Big Jim. Via, 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 via. Dannazione, questo è il pezzo grosso. Ah, dannazione, mi ha beccato. Ah, dobbiamo utilizzare qualcosa di importante, magari le molotov. Prendiamo l'armamentario pesante. Perfetto, attenzione. Vediamo da questa parte. Non c'è più nessuno, ottimo. Si sta avvicinando il Big Jim. Ce ne sono più di uno, dannazione. Vediamo di salire, di eliminarli magari. Vediamo come lanciare soprattutto le nostre perfetto, mine, granate, molotov. Vediamo di utilizzarle. Ottimo, prendiamone una. Eccola qui. Vediamo di bruciarli vivi a questi dannati. Ok, procediamo di qui. Vediamo un po' se possiamo ottenere un'ottima visuale dal piano di sopra. Andiamo. Vediamo chi c'è qua sotto che si sta avvicinando. Trova l'ingresso. Ci sto provando, amico mio. Vediamo. Anzi, forse potrebbe essere ancora utile l'arco, visto che ancora non ci hanno notato. Bene, proviamo da qua sopra. Magari non è nulla. Eccolo. Sto diventando... Ottimo. Veramente ottimo. Proviamo adesso dall'altra parte. Scendiamo di qui. Scusate, ma non ho il tempo per saccheggiare, ragazzi. Siamo in una situazione abbastanza complicata. Perfetto, vediamo dov'è questo dannato ingresso. Dannazione, vediamo qua dentro. E proprio non riesco a trovarlo. Deve essere qua.